Manuel, tu fin da piccolo sei sempre stato sicuro di voler fare questo lavoro, vieni da una famiglia ippica e possiamo dire che tuo fratello è stata la persona più importante per te all'inizio. Sì, guarda, io ho sempre avuto il pallino dei cavalli sin da piccolo, penso che la prima volta che sono entrato in ippodromo, anzi non penso, te lo dico con assoluta certezza, non camminavo neanche. Infatti mia madre ogni tanto me lo dice che ho visto prima un ippodromo che imparare a camminare. Sì, la mia famiglia ha sempre fatto questo mestiere, i miei zii, i miei cugini, mio fratello, quindi penso che la mia strada era già scritta, anche perché mi è sempre piaciuto questo mondo e quando ho avuto l'opportunità di scegliere, di decidere, non ci ho pensato due volte e ho cominciato anch'io. Come sono stati appunto gli inizi, se vogliamo parlare in apertura proprio del rapporto che hai anche con tuo fratello, sia nella vita ma soprattutto sul lavoro? Ma è stato sempre il mio punto di riferimento, ippicamente parlando e non solo. Fortunatamente ho avuto l'opportunità di lavorare con lui nella mia prima vera esperienza ippica, praticamente dal 2010 in poi siamo stati 4 anni da Toniatti. Sai, io l'ho visto sempre come una chimera perché quando ero piccolo lui era all'estero, ha lavorato tanti anni in Francia, in Svezia, quindi sapevo che c'era, però non ce l'avevo a disposizione e per fortuna dopo sono riuscito a recuperare il tempo che avevamo perso. Ecco. Ho lavorato con lui appunto da Toniatti e mi ha insegnato tanto, quindi è lui il mio punto di riferimento. Parliamo delle tue esperienze, delle scuderie in cui hai lavorato e anche delle persone con cui hai lavorato in questi anni. Ecco, appunto, dopo essere stato da Toniatti 4 anni, ho preso la licenza d'allievo e sono arrivato in scuderia da Andrea Sarzetto, che diciamo è stato, tra virgolette, il mio trampolino di lancio, quantomeno mi ha dato l'opportunità di imparare tanto, di guidare tanto. In poco meno di un anno sono diventato professionista e ho avuto la fortuna che lui mi affidasse i suoi cavalli, sono praticamente diventato la prima guida della sua scuderia, che per un ragazzo di 26-25 anni è una grossa opportunità. Sicuramente lo devo ringraziare per questa cosa. Dopo Sarzetto sono stato un periodo, seppur breve, da Gocciadoro, che però anche questo mi è servito tanto perché ho imparato a lavorare con dei cavalli di primissima qualità e poi sono arrivate delle soddisfazioni anche in questo frangente. Ho vinto un paio di Gran Premi, sono arrivato a disputare la finale del Super Frustino qui a Cesena, che è stata una bella soddisfazione. Ecco, ripercorriamo le 2 vittorie nelle classiche e anche un piazzamento nell'Italia hai ottenuto. Sì, ho vinto il campionato femminile al Garigliano con Valchiria OP nel 2017, che è stato forse l'anno in cui ho avuto le più belle soddisfazioni, appunto. Dopo, a ottobre, ho vinto la consolazione delle Oaks con Vallecchia DR e ti ripeto, avere la fortuna di lavorare e addirittura guidare e vincere con cavalli di questa caratura è bello, perché comunque impari, è chiaro che sono cavalli di primissima qualità, quindi mi hanno aiutato tanto, anche se è stata una breve esperienza, però non rimpiango niente e sono contento di averla fatta. Tu hai parlato anche di una bella vittoria ottenuta proprio in occasione del Super Frustino. Sì, dopo aver vinto la batteria, diciamo l'eliminatoria, quella riservata ai giovani, per un punto alla fine proprio dell'ultima corsa, perché a quel punto lì non ci speravo neanche più, ho vinto la finale, diciamo il centrale, la corsa più importante, Costella di Azzurra, una corsa bellissima secondo me, mi ha dato l'opportunità appunto di poi giocarmi la finale del Super Frustino e sono riuscito ad arrivare nei 3, quelli che si giocano in race-off, vincendo una corsa e piazzandomi in quasi tutte in finale. Dopo purtroppo il race-off in sé non è andato bene, però è stata un'esperienza bellissima per me, che sin da piccolo venivo qui a Cesena a vedere questi grandi guidatori sfidarsi, è stato un onore veramente riuscire ad arrivare fino a quel punto lì. Spesso ho parlato appunto che nel vostro lavoro è importante anche prendere decisioni in una frazione di secondo, quindi anche in corsa com'è il tuo approccio, anche se fai un errore riesci a mantenere bene la lucidità? Lo so che ogni corsa fa storia a sé, ma com'è proprio il tuo approccio mentre corri? Ma allora,
Io parto dal presupposto che quando fai un errore, essendo appunto uno sport di frazioni di secondo, quando ti rendi conto di averlo fatto ormai è tardi ed è difficile rimediare, se non in casi eccezionali. Te ne rendi conto dopo, riguardandola, quindi dopo magari cerchi di non ripetere più lo stesso errore. Mentre sono in corsa non hai possibilità di perdere la concentrazione, quindi diciamo è difficile spiegarlo, devi stare sempre concentrato e cercare di fare il meglio possibile in base alle chance del tuo cavallo. Parliamo del periodo attuale, come gestisci il lavoro di scuderia? Non è facile anche perché io diciamo, ho sempre sognato di fare il guidatore. Avere una scuderia da gestire non è facile, però devo dire che mi piace, è una grande soddisfazione quando i cavalli che alleniamo fanno bene, vincono, quindi mi piace molto e speriamo di continuare così come stiamo facendo, che qualche risultato sta arrivando, quindi andiamo avanti, dai. E per il primo hai pensato di fare un'esperienza all'estero? Sì, ci ho pensato diverse volte, c'ero anche vicino, però poi diciamo a me piace molto l'ippica nostra, anche se mi affascina quella all'estero, la Francia e la Svezia più di tutte, e avevo pensato di provare a fare un'esperienza. Poi per un motivo o per un altro non c'è mai stata l'opportunità o comunque non si è realizzata. Però ripeto, sono contento di essere rimasto qui in Italia perché a me piace molto l'ippica italiana, credo che siamo una delle nazioni più forti a livello di allevamento e di corse anche, perché comunque i nostri cavalli vincono un po' in tutto il mondo, però chissà, non chiudo le porte a niente, un domani può anche essere che questo succederà, intanto cerco di fare bene quello che sto facendo adesso. Però ti è capitato di correre all'estero? Sì, ho corso in Belgio, ho fatto il campionato europeo allievi nel 2016, è stata una bellissima esperienza, vedere posti nuovi, piste nuove, confrontarsi con altri guidatori esteri, è stata una bellissima esperienza che porterò sempre con me. Prima abbiamo citato le vittorie, ma tra tutti, se dovessi scegliere proprio il cavallo del cuore? Valkyria OP che mi ha regalato il mio primo Gran Premio, diciamo che ne vale la pena menzionare lei, dai.